Euroregione.news. Pittori del Settecento tra Venezia e Impero. In Castello Udine e a Palazzo Artemis Spetzenstein, a Gorizia, mostra dei pittori del Settecento con la curatrice Vania Granisic. 130 opere esposte sulle due sedi che vanno viste quindi come una unica mostra, dove si è scelto un filo rosso che lega le opere esposte, che deve essere riconosciuto nella committenza per lo più ecclesiastica legata al patriarcato di Aquileia per quanto riguarda Udine, a una committenza invece legata più alla corte o comunque al contesto della contea di Gorizia, quindi legata all'isontino, che si guardano e dove ci sono continui rapporti di dare e di avere tra artisti che emergono in questo contesto, e parliamo solo di Gaspare Viziani, Francesco Fontebasso, ma anche Nicola Grassi, oltre ai conosciutissimi Giambattista e Gian Domenico Tiepolo. In Castello, presso la Galleria d'Arte Antica, che è stata in parte riallestita, inglobando anche alcune delle sale già facenti parte del percorso espositivo permanente. A Gorizia invece, a Palazzo Artemis Spetzenstein, sarà ricreato con un nuovo percorso permanente. Sì, la cultura è più forte di qualsiasi divisione amministrativa o statale. Lo è stata e continua ad essere più forte. Noi con questa mostra, oltre a fare il punto sul periodo del Settecento, insomma tra la realtà patriarcale di Venezia e la realtà asburgica che riguardavano appunto Udine e Gorizia, insomma vogliamo ribadire con grande forza, un grande slancio questo messaggio all'interno di siamo in una regione che è sempre stata una regione di convivenza, di differenze, una regione crocevia insomma di popoli, di culture, e questa mostra insomma ha un grande e fortissimo messaggio di attualità. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.